Questo è il mio viaggio in Sicilia, un gelato ricostruito con ricotta, zeste di agrumi, arancio, limone e un po' di cannella messo in infusione e dopo a crudo, e dopo abbiamo un crumble con farina di pistacchio, farina di mandorla, del pistacchio intero e del cioccolato di Modica al 90% messo in sospensione nel gelato. E questo è quello che ha vinto la selezione? Sì, stavolta siamo arrivati primi e ci auguriamo a Bologna che ci porta tanta fortuna. Parliamo di Carpigiani, no? Sì, in questo caso sì. Tutti giovani eravate? Sì, no, un po' tutte le età, tra maschi e femmine. È stata una bella avventura, una bella esperienza, perché il bello è confrontarsi tanto con i nostri colleghi e da lì capire anche un po' dove poterci migliorare. Ecco, ma c'è concorrenza oppure c'è collaborazione quando si va a una gara così fra voi giovani? Oppure, insomma, vincere è importante? Il momento della gara sì, c'è tanta tensione, giustamente quando ognuno di noi partecipa pensa l'obiettivo, diciamo, è vincere, quindi diciamo un po' di rivalità c'è, ma una volta che comunque il concorso è finito siamo tutti lì amici, appunto, per studiare insieme, crescere, scambiare le proprie opinioni e le proprie idee. Senti, ma Isnello, sulle Madonie, ecco, quanto conta essere campioni? Cioè la gente viene perché siete campioni o perché, ecco... No, dai, diciamo che la gente ormai ci conosce da tempo, c'è la bella confidenza, noi fondamentalmente cerchiamo di coccolare e curare il cliente, dai, vengono perché forse qualcosina di buono riusciamo a farla. Senti, allora, ancora complimenti campione, speriamo di poter ritornare quando tu avrai vinto il titolo italiano. Ce lo auguriamo. Ecco, viaggio in Sicilia, guardate che meraviglia di gelato, è qui a Isnello. Ripetiamo come si chiama il locale, che è importante. Bar Pink Panther. Ok, grazie di tutto. A voi.